Poche parole anche da parte mia, ringrazio il pubblico, ringrazio il sindaco di Sevegliano ma un primo commento come primo commento direi questo: è un po' la seconda iniziativa che facciamo come Passo Giusto, Patto per l'Autonomia, è dedicato a personalità politiche della regione, del Friuli in particolare. E direi che una prima osservazione che mi è venuta spontanea quando con Michele Meloni abbiamo iniziato a progettare questo incontro è stato venire a conoscenza di questa realtà, cioè che ci fosse una fondazione che raccoglie tutto il materiale archivistico, documentaristico dell'attività dei tessitori, un accordo quindi fra la famiglia, che ringrazio anche per la presenza qui oggi, il Comune di Sevegliano e l'Università del Friuli. Una cosa che è esattamente il contrario di quello che ci è capitato quando abbiamo fatto la prima iniziativa relativa a Loris Fortuna, in cui invece la prima carenza è proprio la mancanza di documentazione che non sia quella ufficiale, atti parlamentari o verbali del Consiglio Comunale di Udine e poi la stampa, insomma. Questo è già, come dire, oggi facciamo qualche cosa di più perché abbiamo anche possibilità poi di ritornare in questo luogo. Mi spiegava la sindaca brevemente che appunto c'è un problema anche ormai di contenere il materiale e capire come utilizzare questi spazi. Quindi magari questa occasione può servire a dare qualche aiuto a pensare a questa realtà. Una seconda considerazione brevissima, poi lascio la parola ai relatori, riguarda la scadenza, nel senso che appunto si era pensato il 31 gennaio l'approvazione della legge contenente lo Statuto Speciale di Autonomia, che sembrava una cosa un po' a freddo. Invece la scadenza casualmente, in qualche modo, si rivela probabilmente un'occasione opportuna. Perché? Perché insieme alle modifiche recenti dello Statuto nostro, relativamente alla reintroduzione della possibilità di istituire enti di area vasta, è iniziato anche l'iter parlamentare di modifica dello Statuto Speciale del Trentino Sud Tirolo. In questo numero del Passo Giusto, che è online da ieri, ospitiamo un intervento di Lorenzo Dellai, persona che sa di cosa parla, sindaco di Trento, presidente della provincia, deputato, e che commenta, un primo commento abbiamo avuto la possibilità di chiedergli proprio su queste modifiche statutarie, che hanno un carattere, lui lo definisce di manutenzione. Io, se dovessi pensare alle nostre modifiche statutarie, credo abbastanza marginali nella dimensione complessiva dello Statuto, direi invece molto più articolate, perché hanno a che fare con una serie di questioni, ne cito un paio. Manca un riferimento preciso alle questioni delle possibilità di euroregioni per regioni di confine come sono le nostre. Sottolinea il fatto che il dibattito sia stato soprattutto fra presidenti di province, delle due province e il governo, e conclude dicendo che manca oggi un clima per affrontare le questioni delle revisioni degli statuti speciali, che restano però una questione, come dire, di grande attualità in riferimento a quanto la stessa Unione Europea ha in qualche maniera sottratto a competenze e potestà legislative della regione e rispetto a tutto quanto sta cambiando in questo momento nelle nostre società. Quindi questa partita, e per questo ringraziamo anche la professoressa D'Orlando, è un'occasione anche non solo di ricordo, ma anche di dibattito sul concreto e sull'attualità. Per questo ringrazio tutti i relatori, daremo la parola a Michele Meloni, alla dottoressa D'Orlando e in conclusione a Denis Baron, al quale abbiamo chiesto, come dire, alcuni riferimenti storici, anche perché crediamo che alla fine ci sia da chiarire il rapporto fra autonomismo, che ha una connotazione particolare nella storia politica del Friuli e di questa regione, e regionalismo, nel senso che probabilmente non ci sarebbe regione a statuto speciale e una consistente affermazione di uno spirito autonomistico in queste comunità senza la scelta regionalista operata nell'ambito della discussione dell'articolazione della Repubblica Italiana. Quindi questo serve anche per noi, connettere alcuni passaggi logici e a precisare alcune identità politiche. Grazie, prego.